sicuramente il Covid ci ha un po' fregato tutti, cioè ci ha portato la testa da altre parti, no? Adesso con fatica riusciamo a riorientare un po' il nostro pensiero anche sulle altre malattie, quindi insomma la prevenzione dei tumori come dire, un fatto che delle volte quasi riscopriamo, ma invece è centrale, è un livello essenziale di assistenza con cui porti a casa salute, ma soprattutto vita di persone. Stanno continuando con successo le attività di prevenzione nell'ambito dell'Ottobre Rosa per sensibilizzare la popolazione, le donne in particolare, sull'importanza di effettuare screening e controlli al seno. Anche grazie alla capillare attività del Vaporetto Rosa, che quest'anno sta toccando le zone della laguna più complicate da raggiungere, e del camper, che invece si dedica agli appuntamenti in terraferma. Una rete che sta diventando sempre più ampia. E la cosa che talvolta più ci mette un po' in difficoltà è la spontaneità della proposizione da parte di enti, di privati, di associazioni nel mandare avanti momenti aggregativi, manifestazioni in cui ci chiedono di essere. Non è facile stare dietro a tutti questi momenti in un territorio poi tra l'altro un po' diffuso come quello dell'Austria, perché da Chioggia fino a Quartaltino corre lungo la gronda lagunare, anche un po' lungo da raggiungere e da arrivare. Ecco, però vedo che ormai si è consolidato in maniera importante nella cultura generale questo momento.